Celeste. Ed una buona serata a tutti, eccoci pronti finalmente, tanto atteso, tanto desiderato, il Bella in Piscina ha inizio ed ha inizio con un grandissimo artista, abbiamo con noi lui, il grande Gianni Celeste, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, ciao. Come stai? Bene, bene, grazie. Oggi accompagnati da questi sgabelli, io non so se arriverò a terra, però proverò Però a sono fare molto la belli. brava, sì, sono belli, Sì, fanno sì. scena. Sì. Allora, sempre dalla fantastica location Villa dei Sogni, che ringraziamo per l'ospitalità, diamo una buona serata a tutti coloro che in questo momento ci stanno guardando tramite il canale 814 del Digitale Terrestre, buonasera su Bella TV e buonasera anche a voi che invece ci state ascoltando tramite radio. Ovviamente siamo in collegamento sia radio che TV. Allora, Gianni, che bella questa cosa, oggi staremo insieme. Sì, sì, sono felicissimo di essere questa sera e di, almeno quando ho capito, apro io questa Bella in Piscina. Esatto, sei tu colui che inaugura, che taglia il nastro Mi fa piacere. di questa nuova trasmissione. Sei accompagnato ovviamente dalla tua band? Sempre, sempre. L'Omega 3. Oh, ragazzi, buonasera, 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 buonasera. Andiamo a dire i nomi: alla Certo. batteria Davide Beninati, al basso Gianni Consiglio, chitarra elettrica ed acustica Augusto Aragonese e il pianoforte e tastiere il maestro Mario Valise. Buonasera a tutta l'Omega 3 e E benvenuti alla anche a fonia, voi. ovviamente, Filippo. lui, mio figlio Filippo. È messo nascosto però, dopo Sì, ci sì. fai un salutino. Va bene, allora, noi dobbiamo salutare anche un altro pezzo importante del programma che ci terrà compagnia, lei sarà la voce del popolo che ci segue, la nostra Antonella. Buonasera Antonella. Ciao Antonella. Aspetta Buonasera, eccola. eccomi qua, buonasera, ci sono, buonasera a voi, buonasera Gianni Celeste, benvenuto in questa Grazie. splendida location, ma soprattutto benvenuto su Bella Radio TV per questa puntata speciale, grazie per esserci, Grazie a voi per anche l'invito. alla tua band, prevedo una serata fantastica, anzi già sicuramente la gente sarà tutta lì in attesa appunto di questo evento perché di evento si tratta, Sì. assolutamente, per cui io direi telefonate oppure se volete mandate i vostri messaggini al 388 82 92 885. Noi siamo qui per questo e aspettiamo insomma che voi vi fate sentire. Allora, io già vedo la regia che mi fa cenno che il telefono squilla. Adesso iniziamo a prendere le chiamate un attimino perché è giusto. Non chiacchiereremo tanto perché sicuramente in tanti vogliono sentirti cantare, però ci sono tante belle cose in preparazione, tra l'altro una fresca fresca. Sì, diciamo che sto lavorando sull'album e già da tanto tempo che ci lavoriamo e quando si decide il maestro Parise a fare a completare gli arrangiamenti avremo il disco pronto. Comunque il mese prossimo uscirà un nuovo singolo che non dirò neanche il nome. No. E... Sarà qualcosa di molto particolare, diciamo che vedremo Gianni Celeste con una veste un po'... a me piace fare cose diverse, È spero vero. che questo sia di gradimento del mio Ma pubblico. guarda, ne sono sicura anche perché più di 30 anni di carriera alle spalle, dalle origini fino ad oggi è sempre stato un grande successo e ogni qualvolta arrivi e dai quel tocco di diverso, succede sempre un'emozione da parte del pubblico abbastanza forte, cioè quando arrivi e porti quella diversità, quella cosa particolare, vieni sempre apprezzato. Cioè, la cosa che mi gratifica è che la gente apprezza il mio cambiamento, diciamo, la novità che porto, e questa è una cosa bella. E poi comunque io penso che anche un artista, secondo me, nel proporsi in maniera diversa è anche bello per lui stesso farsi vedere. Beh, certo, E si sì. mette anche in gioco allo stesso È tempo. normale. Perché dice, vediamo un pochino, penso questo, lo propongo, vediamo cosa succede, la reazione del pubblico. Esatto. Quindi le soddisfazioni sicuramente più forti arrivano quando il pubblico reagisce in maniera positiva, quando si pone qualcosa di diverso piuttosto che la solita cosa. Ecco, io sono davvero contenta di questo, anche perché tu a Catania rappresenti davvero l'icona della Grazie, musica grazie. ed è una cosa molto bella, infatti sono contenta di averti qui stasera. Va bene, andiamo con la telefonata, ho capito, squilla il telefono. Già telefonata. Già telefonata. Ma fatemi cantare meno bravo, poi magari dopo È già arriva una e poi andiamo in musica. Chi abbiamo? Buonasera. Pronto, buonasera, ciao Mary. Ciao. Ciao Gianni Celeste, sei un grande. Ciao, chi sei? Sono Piero Zappalà da Catania. Ah, Piero, ciao. Buonasera Piero. Buonasera Mary. Contento? Sei davanti alla TV? Sì, però mi sono spostato perché si sente buono. Certo, davanti alla televisione e poi dopo ti rimetti. Allora, avevi qualche richiesta? Vuoi chiedere qualcosa? Dici tutto.
Sì, volevo chiedere a Gianni se mi canta Cuore mio, la voglio dedicare a mia moglie, Sara Leone, e ai miei figli, Agata e Orazio. Vabbè, adesso vediamo se possiamo farla, ok? Sei un grande Gianni, ha una vita che ti ascolta, sei il numero uno. Ok, grazie. Grazie. Sono un grande fan. Va bene, ok. Grazie. Grazie di aver Ti chiamato. ringrazio. Un Ciao. bacione, ciao, Sì, ciao. grazie. Saluto Ciao. tutto il popolo di Bella Radio. Ciao, Ok. ciao. Grazie, Ciao, ciao, ciao. E va bene, questo è quello che succede. Non appena abbiamo detto il numero di telefono, già il telefono squilla. Tra pochissimo prenderemo le altre telefonate perché è giusto, siamo qui anche e soprattutto per sentirlo cantare, anche perché tutto sarà live. Gianni Celeste non si muove mai Sempre e senza band. rigorosamente live. È una bella cosa questa, Sì. perché essere accompagnato dal gruppo, secondo me, è diverso. Beh, è come il pilota, un esempio banale, Sì. un pilota di un'auto che ha un'auto abbastanza Potente. potente, quindi va forte. La metti Io in- fortunatamente ho questi giovani, diciamo giovani, che vanno abbastanza forte, quindi mi gratificano anche a me. E devo Ci dire che danno un supporto in più. è vero, ma anche perché il cantante, secondo me, quando dietro ha, diciamo che loro sono anche un po' i pilastri. Beh, sì. Quando ha i pilastri belli, basati, potenti, tutto viene automatico. Sì. Io a voi, allora devo dire una cosa, quando io vado nei vari concerti, giro parecchio, quando arrivi tu, io non so come, rimango ammagliata, no? Ti guardo loro, avete una sintonia tra di voi davvero importante, che si nota di fuori. Questo è frutto di tanto lavoro, tante prove. E viene fuori questa È normale. amalgamazione, siete proprio amalgamati a Sì, 360 gradi. Va bene, senti, iniziamo a cantare. Sì, volevo fare come primo brano, volevo aprire con un brano che i ragazzi hanno riarrangiato, già lo sanno tutti perché nelle piazze lo dico sempre, e quindi il brano si chiama Un uomo vero. Un uomo vero. Io ti lascio qui, accomodati al centro di questa fantastica location e diamo il via ufficiale con Gianni Celeste del Bella in Piscina. Baciami, pure da momento senza chiamare, tu come a me non sai resistere, ti manca forse me la sa, e tu lasciami, un po' che devo mi piacere, ma chi mi sporca faccia fragolare, sti vasi chi si può scordare, non me la sa mai. Ti voglio ancora bene, tu stai lontano come no, un'altra donna non ce n'è. Io che ti chiamo amore, tu che mi lasci solo, senza una scusa così, la storia non può finire. Guardami, in quanti stocchi che non apre, dici un uomo non sa piangere, e sto che niente per avere, me. Se c'è, sto treno panassi senza correre, da venga presso di intanto mano, non credo che io mi può fermare e riesco a camminare. Tu voglio ancora bene, tu stai lontano come un'altra donna non ce n'è. Io che ti chiamo amore,
da solo, no, senza una scusa così, la storia non può finire, senza una scusa così, la storia non può finire. Un'altra donna non ce n'è. No, senza una scusa così, la storia non può finire. Senza una scusa così, la storia non può finire. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Grazie, grazie. Di chi è stata l'idea? È stata loro? Di quel signore lì, il maestro Mario Frisi. Maestro Mario Parisi. Ogni tanto lui così ci pensa, come ti è venuta? Ti interpelliamo un po' anche te che sei No, beh, colui veramente che... quando ho ascoltato questo brano Sì. mi è rimasto proprio dentro, no? Io devo fare per forza questo brano. Infatti ho parlato sia con Gianni Consigli e con Augusto, che sono i più, diciamo, i più storici del gruppo. certo. Quindi conoscevano già il brano, quindi io conoscevo solo il ritornello, quindi la strofa non lo conoscevo. Quindi abbiamo fatto insieme tutti quanti questo brano. È rimasto, abbiamo fatto tutto quanto l'operato di questo brano, la struttura. Ma avete un po' chiesto, hanno diversa. chiesto prima, oppure hanno fatto di testa loro e ti No, sono no, arrivati no, così? Vabbè, ogni tanto noi facciamo di testa nostra proprio. Ma lui si fida comunque, lui si fida. A parte che mi fido di loro, però noi tutto quello che facciamo lo concordiamo prima. Cioè, Siete organizzati? infatti adesso tra qualche giorno ci saranno nelle piazze delle novità, delle cose rispolverate, fatte in un certo modo, che il maestro già sta preparando. Davvero? State organizzando? Anche Tanti perché brani, ogni volta belli. vedere lo spettacolo di Gianni Celeste è sempre una grande emozione e sicuramente quando vengono apportate delle novità è sempre molto piacevole. Rispolverato, fate capire che c'è Facciamo degli qualcosa... arrangiamenti un po' diversi. Beh, lo spettacolo nelle canzoni stesse, no? Lo capisco, certo, ovviamente. Ovviamente. Però più ovviamente. riarrangiate, però insomma porta più curiosità a sentire un brano già di qualche anno fa. Di insomma, vecchia data, e rispolverato, riarrangiato. anche se comunque per un cantante secondo me non so se il vecchio amore è il vecchio amore o il nuovo può prendere il posto del vecchio. No, assolutamente. Le canzoni sono tutte uguali, quindi per me fare un brano vecchio, fare un brano nuovo. No, è dico la se stessa un brano No, vecchio viene riarrangiato, lui dice. riarrangiato, se il vecchio amore del brano originale, Ma, diciamo tra virgolette, quello rimane sempre, però se è fatto bene, mi sempre piacevano ascoltarlo in una veste moderna. anche Quindi- perché ci andiamo Si va a passo con i tempi. Esatto, esatto. Va bene, abbiamo una telefonata, pronto? Vediamo un pochino che c'è. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, Buonasera, sono Anna da Gravina. Anna, buonasera. Buonasera, volevo ascoltare il brano Cuore mio di Gianni Celeste. Ok, adesso lo Questo- facciamo. Buonasera Anna. Bene, bene. Lo dedico ai miei figli, a mia mamma e a Viviana Nosfo. Ok, Grazie, gentilissima. buona serata. Buonasera, grazie di aver chiamato. Buonasera. Anche perché Cuore mio, te voglio troppo bene, questi sono i brani, diciamo, più vecchi che continuano ad amare tantissimo. Ebbene, ci sono dei brani che hanno avuto diciamo una marcia in più rispetto agli altri, però fortunatamente io sono uno che quasi tutti i miei brani Le piazze cantano qualsiasi brano, sono cioè, conosciutissimi. e quindi esatto, sono tutti molto poi bravi. c'è magari quel brano. Ma così ci mandate le telefonate?
Ma non si può, ma io dico, ma siete impazziti da quel lato. Ah, sta scoppiando il telefono, vabbè, risuoniamo. Sì. Pronto? Ciao Mary, come stai? Maria da Allora, Pachino. Celeste, come stai? Buonasera, grazie. Bene, bene. Ciao, come tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Questa è la prima volta che parlo con te. Sei emozionata, Maria? Sì, emozionata, questa è la prima volta. Bene, ci fa piacere. Volevi chiedergli Sì. qualcosa? Sì, io vorrei fare dei saluti a tutta la mia famiglia per non fare perdere tempo. Grazie. Una bella canzone d'amore. Ok. Adesso te la No, ti dedico. devo chiedere se potrei trovare il CD e una l'infermiera di notte. Ma quello c'è in tutti i No, negozi. forse lei vuole sapere in No, quale CD nella è. PS Record c'è una posta e pay, non ce l'hanno. È quello vecchio. Dove trova il CD che vende, che deve andare contiene... deve andare alla SEA Musica. Alla SEA Musica. Non me lo danno, l'ho fatto al telefono e non me lo fanno con la posta e pay. Guarda che Però facciamo, potrei Maria, trovare. ci informeremo Sì. noi stessi e cercheremo Sì. di farglielo fare in avere. modo di fartelo avere, ok? Sì, va bene, una canzone d'amore tua, Gianni Celeste, ciao, un bacione a tutte quelle belle in piscina, tutto lo staff. Grazie Ok, Maria. Ciao grazie. Gianni Celeste, ciao e buona serata. Buona serata, Ciao buonasera. Maria, Ciao, 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 cara. Ecco, vedi, loro vanno anche a ripescare, ovviamente parlavamo di brani vecchi, vanno a ripescare i brani un pochino più vecchi, vogliono, anche perché tu di album ne hai fatti davvero un'infinità. Ma sicuramente saranno più di 80, però non mi Esatto. ricordo se sono 81 82, non lo so. Lo so perché in archivio Gianni Celeste è quello che ha, nell'archivio mi riferisco di Bella, è quello che ha più brani e ovviamente andare a ricordare ogni singolo brano in quale album è No, se contenuto tu me lo chiedi, è no, una no, cosa sinceramente non me lo impossibile. ricordo, certo, però. è una cosa impossibile. Ok, pronto? Pronto? Buonasera, Buonasera, io chiamo da Palermo. come ti chiami? Mi chiamo Cetti. Cetti, buonasera, ti passo Gianni. Sì. Buonasera, Cetti. Buonasera, ciao Gianni, chiamo da Palermo. Sì, un saluto a tutti gli amici di Palermo. Sì. Cetti- Mi puoi dedicare una canzone? Come no, sì. Mi dedichi una canzone a piacere. Va bene. Ok, ti dedico la Comunque, prossima. sei sempre grande. Grazie, grazie. Prego, ciao, ciao. Buonasera e grazie di aver chiamato. Ciao Cetti. Ciao. A tutti coloro che chiamano chiederei di allontanarsi dalla televisione, altrimenti rientra anche dentro il telefono il rumore e non si capisce niente. Vedo Antonella che fa cenno, forse volevi leggere qualche messaggino? Ti ho visto in movimento. Ci sono già i tanti. messaggi? Sì. Aspetta che ti aprono il microfono, vai. Dicevo che sono arrivati veramente tanti, ma tanti messaggi. Non so, ditemi voi, se volete io magari... 2-3 qualcuno- velocemente e poi lo facciamo Appunto, cantare. 2-3, ok. Salve Gianni, sono Ivana, volevo dedicare Senza te al mio amore Lorenzo dicendo che lo amo da morire. Anthony voleva ascoltare invece Si bella tu e dedicarla alla sua ex che si chiama Jessica. Poi c'è un altro messaggino che dice: grande Gianni, vorrei dedicare una canzone al mio principe Salvo Cristaldi con un ti amo. E poi arriva un altro messaggino da Paternò, dice così: saluta Antonino Schilirò, per favore, grazie da Paternò. Ok. Va bene. Ok Antonella, ci fermiamo perché direi che è arrivato il momento di cantare. Cosa proponiamo adesso? Vabbè, accontentiamo le persone che ci hanno richiesto Cuore mio, quindi lo facciamo. Direi Ok. di sì. A grande richiesta si continua. Cuore mio, Gianni Celeste. Cuore mio, se tu ci credi una d'amore nascerà e ti porterà lontano dove il cielo poi finisce ad un altro sole, nasce pure una d'amore. Cuore mio, che da massale non ci crede e consuma in notte un coppone di giuro non voglio e ti devo amare a me, ma non c'è sta vicino a te. E poi mi sei strada, tu cammino, faccia gente, perché se va te non mi pensa lentamente, non c'è sta piacere, la vita che si perde, non c'è sta giorno di mamma,
te non porti via con te. Forza non lo sai che da me tu riesci sempre, non ti ho scordato vita mia, ma onestamente dammi un'occasione, non lo sai come sto male, dammi ancora che sto bene, perché devo solo di te, solo di te. Tu troppa massa ma per farla ricordare, metteresti la mano ma facessi cose pazze, ma te ne vicino a te per non malandare mia. E poi io sei strada a tuo cammino faccia gente, perché sempre a te non mi pensi lentamente, non c'è sta piacere linda vita che si perde. Non c'è stato non è bene, te non può porti via con te. Forza non lo sai che a me tu riesci sempre, non ti ho scordato vita mia, ma onestamente dammi un'occasione, non lo sai come sto male, dammi ancora che sto bene, perché vivo solo di te. Forza non lo sai che da me tu riesci sempre, non ti ho scordato vita mia, ma onestamente dammi un'occasione, non lo sai come sto male, dammi ancora che sto bene, perché vivo solo di te, solo di te, solo di te, solo di te. Cuore mio, è sempre... Era cuore mio. Loro si divertono da matti e noi ci divertiamo ad ascoltarli. Ogni qualvolta che si canta sicuramente l'emozione è sempre diversa. Eh beh sì, guai se manca questo, che se manca quello, vuol dire che tu lo fai per lavoro. È meglio che scendi non, e basta. non trasmetti più quell'emozione che devi trasmettere. È vero, anche secondo me in base anche alle sensazioni che uno prova in quel momento, salire su un palco anche dopo 30 anni, oltre 30 anni, è sempre un'emozione immensa. Per me sembra la prima volta. Vero, quando si sale, quando arrivi, c'è sempre quell'adrenalina che arriva nel corpo e che dici vediamo un po' cosa succederà quest'oggi. Sì. Ed è sempre un ricordo che si mette all'interno del bagaglio musicale. Va bene, rispondiamo. La dovete smettere però. Pronto? Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Viviana da Gravina. Ciao Gianni. Buonasera, ciao, come hai detto? Luciana, ciao. Viviana. Ah, Viviana, scusami. Visto, mi hai fatto sbagliare pure scusa, a me. hai ragione, avevo capito Luciana. Perdonaci, Viviana. Viviana, dimmi. No, allora io vorrei fare una dedica. Sì. Allora, in primis a mio figlio Rosario, Ok, ciao Rosario. a Agata Grazio, Sì. a Anna, Antonella, Sonia e un po' tutti. Tutte le tue amiche. Ok. Ok, a posto. La canzone è Sulla nostra spiaggia. Va bene, ok. Grazie. Ciao Viviana, una buona serata. Anche a voi. Ciao cara, ciao. Grazie del chiamato, ciao. Quando si dice i brani, proprio si parte dall'origine, Sulla nostra spiaggia, parliamo di... Parliamo dell'88. Esatto, più di 30 anni. Sì, no, 29. 29, siamo nel 2017, 29 anni fa. Pronto?
Pronto? Allo? Buonasera, mi senti? Buonasera, certo che la sentiamo. Con chi parliamo? Allora, sono Tony da Ragusa, un saluto per te, Mary, Grazie Tony. e un saluto per Gianni Ciao Tony, buonasera. e per tutto lo staff anche. Grazie. Niente, volevo chiedere una cosa a Gianni. Certo. Dimmi. Posso ascoltare un brano tuo dall'album Nuvole? Abbiamo detto poc'anzi che è impossibile andare a ricordare ogni singolo brano di ogni album. Dici un po' No, il ma- titolo. Un titolo. Allora, il titolo è Nulla Stante. Ok. Se arriviamo... Ok. Adesso vediamo se possiamo farlo, ok? Va bene. Ok, vi ringrazio, una Ciao. buona serata. Grazie a te di aver chiamato. Ciao, Ciao. Tony. Ciao, Tony, ciao. sì, prima che faccio qualche gaffa al solito mio, doveva essere Tony. Va bene, al momento sì, ci fermiamo. Ok, allora abbiamo un brano così poi andiamo in pausa. Va benissimo, ok. Cosa a sorpresa? Guarda, non te lo chiedo, ti Vai, faccio maestra. accomodare così andiamo a sorpresa e ce la godiamo anche Vabbè, noi. non possiamo non condannare la persona che ci ha chiamato e quindi facciamo la nostra spiaggia. I tuoi capelli brillanti al sole, nelle tue labbra di sudore, il corpo pieno d'ambra solare, come non bevello io e te arrivano a mare. Io e se te, tutti cagnati, e si battuti, insieme con una d'estate, si fa vicino. E non c'è stata io mia dolce bambina, sono la nostra spiaggia ma non c'è stai tu, c'è sta solo mare che si fa più blu, soffre pure noi perché manca tu. E per un dolore perché manca tu c'è pure nel barrista ma fa sempre doia che va bene non si fa mai che non mi stai all'improvviso non si manà forse un tuo amico non t'ha sposato sto pensiero mi fa star male come vorrei poterti abbracciare sulla nostra spiaggia sei tornato tu c'è sta pure mamma che si fa più blu soffre pure noi perché c'è stai tu con pure l'ombre non affitto più e per il tuo amore perché mi manca tu c'è pure me il barrista ma fa sempre doia che va bene non si fa nascere che non mi stai a dire
colore perché manca tu se pure il barriere stava fa sempre gioia che mi bene non si fa nada per nascere ma l'uomo mi stai E siamo ritornati indietro di 29 anni e nonostante tutto non mancano le emozioni, non mancano sulla nostra spiaggia. Allora, io so che dovremmo andare in pausa, però siccome Antonella mi ha detto che ci sono messaggi che stanno arrivando da tutta la Sicilia e non solo, andiamo a leggere qualche messaggio e ci fermiamo. Va benissimo, ok. Vai Anto, dici qualcosina, facci sapere. Allora, vabbè, Gaetano voleva dedicare alla mamma e al papà una canzone, il suo nome è Nuccia da Figliotano, sei un grande, scrive da... Beh, questo qua non lo indica, però aspetta un attimo perché ecco qui. Allora, perché sono un po' miscelati. Vai, tranquilla, ci scrivono un po' da vai in tutte le ordine, parti, vai vado in avanti. ordine, non ti Ok, preoccupare. ciao Gianni, sono Claudia. Mando un saluto alle mie parrucchiere Steffa e Francesca, un saluto alla cugina Cinzia, puoi cantare? Sono stanco, grazie, un bacio. Buonasera a tutti, Adesso dopo Gianni, di Sono soprattutto stanco a te e alla tua parliamo un band, se possibile volevamo ascoltare Quando sei nata tu, grazie da Lucia. Poi ancora, fate per favore un saluto da parte di Gianni Celeste per Matteo da Gela, è un bambino che lo ascolta sempre. Ciao sempre. Matteo, un bacio. Un bacio, Naturalmente Matteo. il saluto va a tutti coloro che hanno scritto dei messaggi, ok? Ovviamente. Poi ancora, salutate, un saluto da Sciacca, dovete salutare una persona, dice così, da Sciacca, Salutiamo però la Sciacca, scrive. tutta Poi Sciacca. tanti saluti da Rosa Sciortino, che è una tua grande fan da sempre. Gianni sei un grande. Aspetta un poco perché continuano ad arrivare e ci bloccano un attimino. Sono Rita, volevo mandare un bacio grosso a Gianni Celeste. Carmen Blangiardo da Francofonte dice voglio dedicare a mio marito Salvatore Cuore mio di Gianni Celeste. Ce l'ho Poi fatta. abbiamo Agata Sapienza che vuole dire a te che sei unico, sei il migliore, voleva che dedicassi una canzone. Lei si chiama Agata Sapienza con tanti cuoricini e baci. Grazie. Abbiamo Francesca, per Angelo Costanzo sei tutta la mia vita. E poi ancora un attimino, ecco. Ultimi qui, due, ci vola fermiamo. tutto, vola tutto. Aspetta. andiamo a bere un po' di Agata acqua. da Militello voleva dedicare una canzone alla mamma, digli che l'amo più della mia vita. Poi volevo dire che non dovete chiamare, non dovete fare chiamate vocali perché ci sono diverse chiamate vocali da WhatsApp no. e non va bene, dovete chiamare normalmente. Ecco qui chi scrive ciao a tutti, Gianni, sono Nadia Battaglia, puoi dedicare una canzone a mio figlio Mario Centamore che oggi è il suo compleanno, grazie, baci, gli altri li leggiamo Auguri a dopo. Mario, che oggi è il suo Auguri Mario, compleanno, ok? Gli altri li auguri. leggiamo dopo. Va bene. Ed eccoci rientrati, la seconda parte di questa prima puntata del Bella in Piscina interamente dedicata a Gianni Celeste, come avete visto, se vi siete appena collegati, una buona serata a tutti quanti, noi siamo in diretta live dalla nostra location, quella che è Villa dei Sogni, che ringraziamo sempre, vi ricordo che si trova in via Camposportivo numero 48, linea di Mister Bianco. Allora, una buona serata a voi che ci guardate in TV, una buona serata a voi che ci ascoltate in radio. Gianni, siamo ritornati dopo Sì, questa eccoci pausa. qui. Ci saranno anche le repliche di questa puntata, ascoltate poi la programmazione durante il pomeriggio, le giornate ovviamente, e vi daremo le varie informazioni per quando andranno in onda. Abbiamo anche il numero telefonico dove potete contattarci, che è il solito, quindi insomma tra un pochino continueremo con le telefonate, perché hanno richiesto una canzone Sì, adesso abbastanza faremo... importante. No, ma anche perché siccome ho visto che ci sono molte richieste di brani vecchi, Sì. volevo fare qualcosina così per ricordare qualche brano che magari la gente piace tanto. Rimane contenta. Non voglio dire neanche i titoli, ok? Va bene, allora guarda, io subito mi alzo, ti lascio davanti le nostre telecamere e andiamo con questo, diciamo, di milkshake, Ok. dei ricordi più vecchi. Si continua.
cammino, 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 mentre la pioggia cade con la me, la speranza mi cammina in cuore, forse quest'ora tu già stai facendo la stessa via. Tu che assai senza una ragione, senza un perché, ma st'amore non muore, non muore, non mi muore. Sono come un pazzo parlo capo felicità, mentre penso a te non ce la faccio più. Tu sto cercando mezze strade nella città, ma tu non ci stai, ma non c'è da segnare. Come fa freddo stanotte, non mi scara a poco a poco, ci vuole questo tu. Tu che non mi vuoi, dentro a vita con te. Mia che camminate insieme a me, come strada che non ci resta più. A tu chiume la mattina sera, a tu sei fermato pure Dio. Certo mia sapita strada che va a trovare, tu che bello non si fa ascoltare. Forse è stato pure colpa mia, ce lo siamo amato nel tuo cuore. Scarpa mia pure te fatto che non mi voglio, sotto palazzo soia stasera mi voglio di tornare. Se pure me ne capisci, ce lo devo mamma, io io stanotte non posso, ma non lo tradirete mai. La giornata d'amore è tutta bella che sarà. Quando siamo bene, quando mi voglio fai a vita, l'amore. Stanotte non posso, ma non lo potrà vita mai. La giornata d'amore è tutta che sarà. Quando siamo bene, quando mi voglio fai a vita, l'amore. È inutile dire... Naturalmente era il cammino e strada ambosa.
Dicevo, è inutile No, anche è dire... scarpe mie, scarpe mie. È inutile che poi io delle volte secondo me anche allo stesso artista andare a ricordare tutti i titoli sì. viene un po' difficile. Dicevo, è inutile dire che questa cosa è un regalo bellissimo, anche perché appunto, come dicevamo poc'anzi, ogni volta che che si ha un concerto ci sono quei brani, perché c'è tutta una scaletta, ogni anno si va ad assestare, a sistemare, a cambiare, si va a Sì, ma proporre tante qualcosa. volte noi improvvisiamo. Esatto, volevo dire anche questo, sì, perché molte volte quando sei sul palco là sotto succede di tutto, le richieste sono sempre tantissime e si va ad accontentare. Sì, ok, pronto? Siete in diretta, arriva dopo in TV. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera Mary, ciao Antonella. Chi sei? Sono Agata da Paternò. Agata, la nostra Agata? La nostra Agata. La pazza certo. scatenata di Gianni Celeste? Ma sì, è È mio lei. amore, è normale. Ciao Agata. Ciao Agata, tesoro. buonasera. Questa sera non posso essere di con voi, mi dispiace da morire. Non mancheranno occasioni, ci saranno tanti concerti, tante cose molto belle. Il 15, no, il Vogliamo 15 ricordarlo che il 15 sarò in piazza Catania, quindi Ecco, avranno quindi modo di io ascoltare. Ci sono. Ok, allora ci vediamo il 15. Sì, Gianni, io ti volevo salutare te, tutta la band, Gianni Consiglio, tutti. Ok, grazie da parte mia e da parte del insomma, gruppo. Grazie, ciao. E poi se mi potevi fare una dedica particolare. Dimmi. Voglio stare tutta la notte con te. Allora, sì, la faremo perché sicuramente dopo farò un collage che durerà tanto e quindi c'è anche questo brano Tutto e per Sì, lo so. avrai modo di ascoltarlo, va bene? Ok Gianni, allora ti mando un bacio. Allora, te lo dedico anticipatamente perché visto che è un collage non ci possiamo fermare. fermare, certo. Va Sai che è bene? per te. Certo. Ok, Ciao Agata, Ok. tesoro. ciao, grazie di aver Ragazzi, chiamato. Un bacio. Ciao. Ciao. Stavamo dicendo appunto giorno 15, questa qui già si sa, ma adesso ve lo diciamo, ci sarà questo grande concerto a Catania, mentre il 24 per il tuo compleanno sarete a Palermo. Sì, siamo a Palermo, lavoriamo. Vabbè, direi, è giusto passare un cantante, un artista, passare il proprio compleanno con i fan, secondo me è anche una bella cosa. Diciamo pronto? Pronto? Scusate. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Alessandra Porto. Alessandra, buonasera. Saluto Gianni. Ciao, Complimenti, Alessandra. è un grande. Grazie. Sono cresciuta con le tue canzoni. E chi non l'è capito? E chi no? Questo è vero. Te ne prima di me. È una bella cosa. Comunque, niente, e infatti. Io volevo dedicare una canzone a mio marito, Emanuele Di Stefano, Certo, Sì. dargli la buonanotte. sì. La canzone è Canto d'amore, se è possibile. Non lo so, vediamo se la possiamo fare perché abbiamo... Una scaletta Se no, precisa. credimi. Guarda, il primo Vediamo. brano d'amore sarà dedicato a te e ad Alessandro. Va Facciamo bene, così. ok. Va bene? Emanuele. Emanuele, Di Stefano, scusami. sì. Va bene. Le mando un bacio grosso anche alla sorella Agata Sì, e la nipotina Michelle. perfetto. Va bene. Grazie. Dice che è il migliore. Grazie. Grazie, un bacione. Ciao. Dobbiamo fare un altro saluto importante, altri due pilastri molto importanti che sono Luca Bacio e Concetto Cardili. Salutiamo anche loro, altri due pilastroni, la Magic Music. La Magic Music. Un sì. bacio grande. Che adesso avrà l'ufficialità A breve a ci giorni ci sarà l'inaugurazione dell'agenzia. dell'agenzia Magic Music proprio Sì. in via Stazzone. Ci sarà una grande Sì, festa sì. di inaugurazione. Pronto? Già materialmente esiste. Diciamo pronto. Pronto, stavo facendo un discorso importante. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono la signora Grazia. Signora Grazia, buonasera. Saluto a te e anche a Gianni Celeste. Buonasera signora. Senti una cosa, Mi dica. ascoltami, mi potresti fare sentire Povero Gabbiano? Ed è bellissima questa canzone. Lo so, vediamo se possiamo farla perché abbiamo una scaletta già pronta, quindi non è... Guarda che mi fate innamorare con mio marito. Allora, visto che l'abbiamo fatto innamorare, maestro, vai. Aspetta, guarda. Visto che l'abbiamo fatto Un innamorare. pezzettino? Attenti un attimo, facciamo un pezzettino tanto per Abbiamo fatto 4 figli con questa canzone. E allora non posso non cantare, magari una strofa.
Stasera è il quinto, deve venire però stiamo fuori. attenti. Un bacio. Ecco, Ci sei? stia buona lei, Va bene? Aspetta, Anche a te, va bene, Mary? Gliela sto facendo in Non diretta, chiudere, ok? non chiudere, Gliela faccio in signora. diretta. Non chiuda. Chiudere per te, Mary? Aspetta, te la sta cantando in diretta, aspetta. Mamma mia. Sopra una siete scogliera, bellissime tutte e ma due. non hai voglia di volare. Guarda attorno al mare e non sai che la chiama. Povero Gabbiano, hai perduto la compagna. Non ti faccio a vita, tu capisco io perché la tua storia è la mia, ma che se ne è mandata via. Tu finisci di volare, io che smetto di sognare. Stiamo bene insieme e non so come saprei quando ti dice di te prega e ritorno insieme a me. Amore che non ci sei, piange fuori se non lo sai. Piange un uomo e non capiamo, perché sta tanto non t'amano. La tua storia è la mia, ma che se ne è andata via. Tu finisci di volare, io che smetto di sognare. E avevo contattato anche la signora Grazia. La signora Grazia che con questo brano ci ha fatto 4 figli. Mi raccomando che non ci scappi il quinto. Stasera fate i bravi. Signora Grazia, Ok, speriamo ok. che sia rimasta contenta. Abbiamo un'altra telefonata, va bene. Pronto? Pronto? Ciao Mary, Lucia sono. Ciao Lucia, buonasera. Saluto Antonella e poi vorrei salutare anche Gianni Celeste con un grosso bacione. Grazie, e mi complimento buonasera. per le sue bellissime canzoni. Grazie. E vorrei, se potevo dedicare una bellissima canzone per la mia ragione di vita, tu disco Salvatore, con un Certo. immenso ti amo. Ok. Perfetto. Il prossimo brano d'amore Ciao, sarà ciao. per voi, va bene Lucia? Ma canto d'amore la può mettere? Abbiamo una scaletta. Canto d'amore, Canto canto d'amore va alla grande, anche in ok, radio. allora- Se la può dedicare, contenta un po' a tutti. Va bene, ok, la Ok, facciamo. Vi ok. ringrazio, un bacione a Ciao. tutti. Ciao. Ciao. Buonasera, Ciao. buonasera. Canto d'amore è vero, è una delle più richieste, che poi è anche molto attuale questa qui, quindi Sì, proprio beh, loro è vanno... uscita da qualche anno. quindi- Esatto, 2 anni o massimo 3, sì. 2 annetti credo, 2 annetti Due, e due. mezzo, 2, Due anni, sì. infatti. Questa qui è insieme nell'album dove c'era anche San Valentino, Sì. che vanno tutti alla grande. Telefonato, ok, pronto? Pronto, ciao Gianni. Sono Mary, ti posso Ciao parlare? Bruno! Ciao Gianni, come stai? Bene, bene, ho conosciuto subito. Ah, sono contento. Lui è un fan mio Sfegatato, scatenato. Sì, 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 ecco, una bene, cosa- ci fa piacere. Allora, volevo salutare il mio grande amico Fabio, Sì, figlio Gaetano, sì, e poi fare una dedica al mio grande amore Luisa. va bene. Mi puoi Grazie, dedicare, se puoi, voglio a te. voi a te. E adesso vediamo perché Poi a te. ti voglio dedicare invece Canto d'amore, va Canto bene? d'amore. Bello, ok, sono ok, d'accordo. per tutti gli innamorati, va Dai. bene? Ciao Gianni, buona serata, grazie. Ciao, Bruno. grazie di aver chiamato, Ciao ciao. Bruno, ciao. Che poi molti brani quando tu li scrivi, cosa pensi? Cosa succede? Beh, ci sono dei brani che scrivo io da solo, ci sono brani che faccio la collaborazione con Con altri altri. autori, quindi Ti viene così, spontaneo, quando succede ti prende, ti acchiappa, ti siedi, scrivi sì, e sì. viene fuori così. È una cosa bellissima. Antonella, Allora, intanto volevo ricordare a chi sta telefonando su WhatsApp di non telefonare su WhatsApp, ma di fare la telefonata normale, ok? Digitate il numerino normalmente, non su WhatsApp, perché non rispondiamo su WhatsApp, leggiamo solo i messaggini. Andiamo con i messaggi. Ciao, sono Letizia da Licata, sono una grande fan di Gianni Celeste, mi piacciono tutte le sue canzoni, sono cresciuta con le tue canzoni, ti adoro, grazie di esistere e volevo che mi dedicassi io e te. Ciao.
Poi ancora abbiamo Sharon da Palermo, la quale vuole salutare il marito Salvatore e voleva appunto ascoltare E sto lontano di Gianni Celeste e dedicarla al marito. Tutte le Poi sanno, tutte, non ce ne scappa nemmeno una. Ma forse loro non ci crederanno, ma io sinceramente tutti i miei brani non me li ricordo, E lo so, perché ne ho fatti è così tanti che non impossibile. è che mi posso ricordare. Ultimamente sono andati proprio di matto, la richiedono di continuo, io e te la stanno richiedendo io e te, sì. periodica, cioè proprio tutti i giorni. Ricordiamo il numero anche, Antonella. 388 82 92 885. Buonasera da Rosita, la quale voleva ascoltare Ancora innamorato. E poi Antonino Schillirò da Paternò dice grazie mille, mi salutate? Ok, lo salutiamo. A chi? E ancora Antonino da Paternò. Antonino Schillirò. Io ti interrompo un attimo, visto che tu mi stai dicendo che questo brano lo richiedono sempre, allora facciamolo un pezzettino così a cappella. Io e visto te? che... Io e te, bebè, che ha creato sta creatura che assomiglia a tutte le due. Io e te, bebè, ce l'avamo per la bocca, sì, soltanto poi mangiamo, ma solo io e te, bebè, ne moriremo pure loro, se si sbatte e si fa male. Sempre io e te, bebè, ringraziamo sta natura che ci ha fatto noi a così, bebè. No, vabbè. Ok. No, vabbè, a me mi è venuta la pelle, non ti scherzo, mi è venuta la pelle d'oca. Cioè, io Questo è 1985. l'anno che sono nata io. 85. 85. Io capisco quando loro dicono è un fan, cioè magari l'artista si sente appagato, no? È una bella cosa. Un fan vero, quando vede, sente il suo cantante, proprio lo guarda con quell'ammirazione e quando dice grazie di esistere, secondo me è una cosa molto È una cosa bella, che riesce nel cuore, sì, perché che la sentono- dicono che con sentono sincerità, veramente, sì, la sì. sentono veramente, perché davvero la signora, ad esempio, di poc'anzi, che ha detto io ho fatto 4 figli con questa canzone, perché davvero con le canzoni vivono, cioè le canzoni trasmettono emozioni, È normale. trasmettono l'amore, trasmettono l'amicizia, trasmettono il sentimento e molte quando ascoltano si rispecchiano. Tu non puoi sapere quante volte io sono stato in ospedale a trovare persone che stavano male, magari qualcuno che era in coma, Sì. e sono usciti dal coma con le mie Sentendo canzoni. le tue canzoni. C'è cose che poi mi hanno fatto sapere dopo. E Certo. quindi ci sono talmente trasmettiamo emozione che da Ti quell'input per farli uscire anche dal coma. Cioè, pensa un po'. È una cosa assurda perché veramente cioè proprio la senti dentro e questa è la dimostrazione quanto è umile Gianni Celeste, questa è una cosa bellissima, che è una cosa che sta dicendo qui, non è uno di quelli che lo va a dire, No, è assolutamente. proprio perché abbiamo appena preso questo discorso della musica, la musica quanto è importante. Che c'è, Antonella? Va Posso? bene. Sì, scusaci, abbiamo preso un discorso. Allora, aspetta un po', ecco qui. Buonasera, sono la figlia, bellissimi, sono la figlia, mi chiamo Deborah di Mineo. Volevo salutare Gianni, idolo mio, e volevo chiedere se poteva dedicare Povero Gabbiano a mia mamma. Un bacione, vabbè, forse voleva dire... Già l'ho fatta prima, che voleva quindi dedicare. sì. Poi, buonasera a tutto lo staff di Bella Radio. Volevo mandare un grandissimo abbraccio a Gianni Celeste. Ti aspetto a Palermo. Sei il numero 1. Ci Un vediamo saluto a tutti, alla mia amica Jessica e Valentina. Buona serata. Da parte di Alessandra Porto, tanti complimenti. Buonanotte a mio marito Emanuele Di Stefano. Volevo dedicare Canto d'amore. Grazie Eccola. a tutti. Un'altra Buonasera a volta. tutto lo staff. Un caloroso abbraccio al grande Gianni. Sono Lorenzo. Mi canti Te voglio troppo bene. Lo volevo dedicare al mio amore Simona. Grazie. Un bacio a Filippo. Un saluto a mio marito Antonio Raimondo con un brano di Gianni Celeste, tanti baci da Enzo, Silvia e tutta la famiglia da parte di Daniela. Buonanotte. Saluti da Reggio Calabria. Fate cantare a Gianni Celeste Nulla di tante. Baci, per favore, leggetelo. E l'abbiamo letto. Buonasera, sono Luca L'ultima, Fazio Antonella? da Palermo. Volevo ascoltare Canto d'amore per mia moglie Loredana, per favore. Basta, Ancora, basta, Anto. Luisa Ok, l'ultimo. voleva ascoltare Non ho dubbi di Gianni Celeste da dedicare al mio amore grande Bruno Guerra e dirgli che lo amo tanto. Basta, E poi, basta, Anto, aspetta, torniamo dopo. quest'altro? L'ultimo, va bene, l'ultimo. Buonasera a tutti. Ciao Gianni, chiamo da Ficarazzi in provincia di Palermo, ma sono di Milano. Ho passato la mia adolescenza ascoltando le canzoni di Gianni e tuttora ogni canzone è un tuffo al cuore.
Grazie per le emozioni che ci state dando questa sera. Se potete dedicare la canzone Bella Siciliana alle mie cugine e tutta la gente in ascolto. Grazie, baci. Ah, dimenticavo, sono Maria. Il mio nome è Maria. Ciao Ok, Maria. ciao Maria. Io voglio solamente dire che molte volte magari arrivano quei titoli e uno deve fare tipo spolvera l'archivio per andare a ripescare, aspetta, quale, ok, è quella. Va bene, loro ti vogliono sentire cantare, quindi Va bene, direi ok. che si continua. Facciamo canto d'amore, Facciamo così canto contendiamo le d'amore. persone, è dedicato a tutti gli innamorati. Bene, questa me l'ascolto pure io, Gianni Celeste. La moglie stava insieme a te, se faccio un favore per me, perché tutte suone di me, tutte si fanno in realtà. Tu desideri da vedere, se faccio un favore per me, si troppo importante. Mamma fa mamma, per tutta la vita insieme a te. Tu sei l'unica cosa che ti ha fatto apposta per me. Con te voglio vivere i giorni più belli allungati la stiamo vicino per tutta la vita insieme, fammi suonare, fammi sentire, non può mai dormire. Si ti piacere giù a bere, diciamo se vede morire, si troppi importanti. Mamma fa mamma, per tutta la vita insieme a te. Tu sei l'unica cosa che ti ha fatto apposta per me. Con te voglio vivere i giorni più belli allungati la sopra. Stiamo vicino per tutta la vita insieme, fammi suonare, fammi sentire che non può mai finire. Che l'amore, che tu devi toccare, che non si arrende in questa vita amare. Io stiamo vicino per tutta la vita insieme, fammi suonare, fammi sentire che non può mai finire. Che l'amore, che tu devi toccare, che non si arrende in questa vita amare. Canto d'amore. Era canto d'amore. Canto d'amore, un canto d'amore a 360 gradi, questo davvero, dove proprio si trasmette l'amore. Tu canzoni di amore ne hai fatte tantissime, la maggior parte. Ed ancora una buona serata, ben ritrovati, ben sintonizzati, ben collegati da qualsiasi parte ci state guardando, ovviamente tramite il nostro canale 814 visibile in tutta la Sicilia, una parte della Calabria, o dal nostro sito www.bellaradio.it, dall'applicazione, insomma da qualsiasi parte. Vi diamo una buona serata anche a voi che ci ascoltate in radio. Allora, noi siamo giunti all'ultima parte, purtroppo. Sì. Ultima parte dove adesso arriva una parte molto importante, una parte che non manca mai nei tuoi concerti. Tu hai dato anche il via a questa cosa. E quindi volevo anticipare i saluti alle persone che ci hanno chiamato, alle persone che hanno mandato i messaggi, alla regia, a tutti coloro che ci stanno ascoltando. E prima di fare questo mio intervento, volevo salutare da parte dello zio Gino a Mirko Lavattiata, Sì. gli amici miei di Palermo
naturalmente Gino e tutta la sua famiglia, lì ai suoi figli, a tutti i suoi generi, a tutti quanti, e a tutti gli amici di Palermo. In generale, devo fare un altro saluto perché mi è arrivato un messaggino dimenticato, mi avevano chiesto alle 9:30, 10 meno un quarto di farlo, spero che sono ancora collegati. A Zorro, che in questo momento è al lavoro in ospedale, insieme ad un suo collega che si chiama Alfio, non ricordo il cognome, quindi un bacione Zorro. Ok, ciao Zorro. Lo salutiamo. Va bene, allora andiamo con questo, poi ritorniamo dopo con i saluti, non so se riusciremo a leggere qualche messaggino o qualcosa, però Va bene, ok. adesso è arrivato un momento che sicuramente in tantissimi stavate aspettando. Mettetevi comodi perché adesso arriva il momento senza nessuna interruzione. Gianni Celeste. Noi di amici solamente, ma innamorati nella mia mente. Tu che andiamo senza dire niente, andiamo potuto fare contamente. Tu, una ragazza che sognava di me, tua pelle fu dal colore azzurro ma mare. Copriva me come roba da me incanta la mare. Eri una favola tua. Ricordo ancora i tuoi capelli bagnati, il tuo occhio verde arrossati. Usciri appena dalla mamma per ma ste facciamo insieme e mi sentiremo quando battene con la madre e non cammavo più. Sono nel letto, guardando il tetto, che sensazione, quante emozioni, mi sento male, quell'armadione è mezzo vuoto e mi manca tu. E sto aspettando che ritorno in braccio a me, perché sto letto cerca solamente a te. C'è ancora il tuo rossetto che sta sul tuo, ma non lo tolgo, no. Si pensa ancora quando stiamo in braccio a me, tu mi chiami ma non mi va brutta a vedere, io ti chiamo ma tu non mi puoi sentire, ma che ci fai dopo mi fa capire. Quattro mura una stanza e una venendo in mano scriva questa canzone e la dedico a te. Quando dentro le passava tuo amore, quanti giorni ti ho amato, sono morendo su e sto insieme con te. Angela,
Angela Miniglia era da me che la cavato una della mamma Angela amore mio quando fugi che tu sta con me scriveva fatte sentire chissà se come quando uscirò se ancora mi è tornato ma quando tu non stavi io insieme a me eri tu un maglione con a me perché tu davi a me il tuo calore ma questo sole senza di non so pensare meglio al mio passato non mi vorrei tenere te cantando a me non puoi solamente che spera manzi correre da sole l'ombra mia mi pare vedovo spingermi il cuscino come se ci stessi nuovo piango nelle lacrime se metto sapore come un'ora che la notte tu hai distrutta me da me mi sento male se non ti dimentico se stessi qua con me sarebbe bello un'ora insieme a te per meno secondo e non mi accorgo che vedermi è finita proprio tu, rindo bar, non mi sono sbagliato. Tu, cosa vuoi? Un caffè, come ti appena moda. Tu, come stai? Cosa fai? Hai finito gli studi? E tuo papà, come sta? Ha cambiato un po' di mia mamma. Ma ci faranno di amore con te a chi non llora nella tua quando c'è mi regalato una verginità e braccia a te mi pare di pesca all'improvviso ci siamo sparatuti le nostre strade si sono divise come il bello con te in paradiso pari vestita ma ci faranno di amore con te anche sto cuore quante sulla te a me sentire almeno ti amo e che sto cuore per te scende soffrire sono da casa dove io potrei come tu non sarà più la mia amante ma qualcosa in più non aver paura a tuo marito non se ne ferma perché da sto momento sto aspettando non sta con te dalla voglia di te e non mi arresta che un minuto senza me lasciate piacere come mi piace a te e per te mi sento ripetere
Non voglio che stai male, se tu non lo ami, non voglio che questo amore non vale il tuo valore. Con questo amore te ricomincia a me. Oh, passato è passato, non pensiamo a te, ma non lo voglio fare. Mamma me non c'è chi lo fa, ma io no, perché come te fa tutta la vita, ma voglio stare mamma me non lo voglio fare. Mamma me non c'è chi lo fa, ma io no, perché come te fa tutta la vita, voglio stare. Ma se ti scrivania cercando di distrarre, ma tengo attentamente, non ti posso scordare. E poi quello è dopo vuoto, che mano che me fa, mi sento solo, senza sapere che fare. Poi guardo quella foto, che tu mi stai a passare, e leggo quella frase che mi fa ricordare. Volesse sta con te, senza mano da mi scappa a me da lacrime, senza mano e sento sto motivo, a giusto corrente per te, si chiama solitudine, perché sono senza te, dove che tu mi trovi, perché stai in bene. Se l'unica tua amore, voglio solo te, a te. Mare che ci fa bagna tutte le tue buie, o vento freddo ci accarezza la perenne, non capace m'amore sotto le stelle, sotto un po' che non cace stava, guarda la mano, attorno a noi ci stiamo solo con voi, un vecchio motoscafo abbandonato una madre, i jeans e le magliette, una pomorzetta, ed una scatola da differenza. Facciamo amore così appoggiata, non scovoglio e mentre va questa bocca, voglio, ci dice me parole, non bello nuovo mondo, perché questo amore più grande si fa. Facciamo amore così, non capiamo più niente, si dovesse la vita. Con questo momento non ti accorgessimo che faccio facevissimo vecchio, ti manca questo amore più grande si fa. Sto vega e te, sta stregno da così, ci nasconde ma per accidente, però non ci fa mai passare gli giorni sperando, che nessuno può capire, perché io te vengo già moglie, e tu sposata già sei. Papà c'è sta mia moglie, no, non mi guardare, e non fa così,
fai che tu capi, c'è che non trema, fatti un po' più là, forse non capisce, ma se ne va, se mi cagna di mano, c'è che tu domini a te, tu ti senti una mano, che mi abbraccia a me, guardo io mia moglie, sarà vicino a me, mi dice bello mio, non te lo voglio bene. Potete vinto colore, mi sono innamorato, ma se tu ti vuoi amare, che peccato, le brutte esperienze, dovevo passare, innamorarmi, e che non mi pare. Senza te sono un piano senza te, ma stai un ascensore che si chiama sto sogno inutile. Senza te sono una vita senza fondo, sono canzone senza una voce, sono che senza te. Senza te sono un'uomo senza amore, cambia amore tutto il cuore perché penso a te. Ah, perché l'orologio si è fermato, anche noi ci sei guastato, non potremmo. Alla sua porta mamma, quando amore se trovo suo marito no, che fregatura ho tratto la sua voce mi sente rianima mamma, lo trovo gente a casa ma senza gamma mamma, tu senti la vita la mia io cerco sempre a te, ma sento uno stupore adesso che ci ha sfogliato, non trovo cento monietto mentre trovo passa tu, ma stringo porta a te, mi piace sempre più, mi piglio mega la pelle e non ce la faccio più, hai porto non deve esprimere più per andare da tu, mi fai tanta calarezza come sai fare tu, come sai fare tu, come sai fare tu. Come sai fare tu, 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 come sai fare. Aspetta un momento, tra sono e dall'albergo non ti fa vedere quel po' di trasparente capace mazza gente stasera non vuole vedere a stanza 27 già tu stai senza calzette ma che hai fatto dopo mentre stai camminando tu già ti stai spogliando non pensa a niente più e ci portammo in un'inizio, ci portammo in te pazzi, noi facciamo l'amore senza nessun pudore, mentre dopo me sono stato tutto niente carnale, a così mi fai male, non capisco più niente,
voglio stare tutta notte con te, ma mi ha rubato tutte le cose per me e non lasciarti a nessuno perché sono geloso di te. Chiama telefonare sembra una scomosa quando tua mamma scende non può far sperare e poi si torna tardi ma con due perle ma con scena ma tu fa ora sto brutto modo quando c'è tuo padre quando sta aspettando a fare si torna solo tu ma io se mi innamorare con te un aereo partenesse insieme a me e dicessimo ma basta ma che passi giornata ci famo ma non vuole ma cantassimo una casa proprio per là in dono grande cielo per rivestare non ti chiude le bracciate tutto ci sta fuori ma scorrente venere ma io se ne venere con te ma ne sogni come cosa potava ci vogliono solo e benedette per vincere la guerra e fammi per stupire l'infermiera di notte che ha potuto con me si è fissato per famosa e mi può pagare non so forte mia moglie ma non danno ogni stravato ma questa mamma profumo provocante faccio scendere così l'infermiera di notte mi salva favore profumo provocante faccio scendere così l'infermiera di notte mi salva favore Grazie. Un Midley che ci ha portato indietro nel tempo, così abbiamo accontentato un pochino tutti quanti perché molti brani che avevano richiesto sì. erano con te. Tu sei un portento, cioè come adesso, giusto? Quando sali nel palco e inizi a cantare, non ti fermi più, ti fai tutto lo spettacolo dalla prima all'ultima canzone proprio cantando ed è meraviglioso. E questo è il mestiere che faccio, no? Sì, è vero, è vero. Mi andrebbe a dire qualcosa, ma non la direi, è vero. Bravo a 360 Grazie. gradi. Così deve essere la musica, in questo modo, con il massimo rispetto sopra. Cosa? Non facevi i complimenti a Gianni, È no? vero. Sì, è la verità, è la verità. La musica è questa. Allora, io non so se mi dovete far capire se dobbiamo salutare, che non abbiamo terminato. Che vuoi, Concetto? Va bene, 2 messaggi, 2 chiamate. Iniziamo con le chiamate o con i messaggi? Con le telefonate, andiamo subito. Sì, pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Nino Scuderi. Buonasera Nino. Ciao Mary, ciao Gianni. Ciao Nino. Buonasera a tutti. Dici tutto Nino. Intanto voglio dire a Gianni che sono cresciuto con le sue canzoni. Mi Ok. sono anche sposato con le sue canzoni, come la signora di poco fa. No, la signora ci ha fatto 4 figli con quelle. Io ne ho fatti 2. Va bene, dai. Va bene La comunque. canzone che mi ha fatto innamorare con mia moglie Agata è stata Hai solo 16 anni. Ah, sì. 16 anni, hai solo 16 anni. Anche i cantanti ce Sì. l'abbiamo. Mi vergogno, dai. Sì, ti vergogni Me proprio. lo fai un pochino, Gianni, Sì. me lo fai un pochino. Però... Piccolo, un Ok, pezzo è proprio, vero, sentite. una frase, 2 frasi. Aspetta che non mi ricordo come inizia. E basta. La facciamo a cappella? Sta piovendo e andata via la luce ti spaventi come si stremano sei tutta bagnata da salire in auto non ti faccio niente
se carmina adesso non se ne dice ragazzina muovere questo morto tu ti senti donna mi fai capire che vuoi fare l'amore ma stregno fumo amore da te ma siamo carezza fumo amore da te mi treme ma non è gambe che aggressivi di ta mamma tu vai sicuro e finire in ferenità ad un mamma io morire dove voglio se dove voglio che cara la mano pure si tiene solo si dice abbastanza così a vita si ama la propria musica, vedi cosa succede da una piccola frase. Visto questo esempio l'abbiamo improvvisato, facciamo anche questo. Lo so, infatti e poi dico la cosa bella, no? Hai detto ne faccio una frase però poi a te ti prende talmente, cioè, sì. perché tu la musica, sì è vero, abbiamo detto è il mio lavoro, vero, però la ami. Pronto? Questo è normale. Pronto, L'ami. diciamo pronto. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Volevo fare dei saluti. Dimmi. Volevo salutare Piero e Alessandro della Panineria Vai. Sì. Ok. E poi volevo salutare il maestro Gianni Celeste. Grazie. Ma come ti chiami? Sono Greco Salvatore, chiamo da Catania, da Librino. Da Librino, un bacio a tutto Librino, grazie. Ciao Salvatore. Ciao Salvatore. Sì. Ciao. E poi un bacio a mia moglie grande Previti Alessandra. La Va saluto. E bene. un saluto a mia cucina che è incinta, Miriana. Auguri. Va bene, ok. Ci sentiamo, grazie. Ciao Salvatore. Ciao Salvatore. Ciao. Giorno 15 vi ricordiamo che ci sarà un grandissimo concerto a Catania, quindi mi raccomando non mancate perché in tanti ci state chiedendo quando sarà Gianni a Catania, quando sarà giorno 15, Il segnatevi 15 luglio. questa data, segnatela. Vai Anto, aspetta che ti aprono il microfono. Eccomi che ci sono, una Sì. buona serata ancora da parte mia. I messaggi che sono arrivati questa sera sono veramente, non si possono contare. Io dico una cosa, poc'anzi mentre cantavi, tu hai finito di cantare, io ancora non avevo finito di leggerli, perché me li sono guardati tutti. Bene. E ancora ce ne sono, ancora non ho finito, però voglio leggerne qualcuno, ma prima di leggerne qualcuno, Sì. c'era qualcuno che chiedeva: ma dove sarà questo concerto il 15? In quale piazza? Mi chiedevano in quale piazza. Beh, Volevano sapere in quale piazza. sicuramente nella mia pagina Facebook Troveranno troveranno tutte le le indicazioni, informazioni. perché in questo Vabbè. momento non mi ricordo, quindi Allora, attenzione, seguite la pagina Facebook di Gianni Celeste e saprete tutte le date. Avrete sicuramente tutte le una info. traversa di via Garibaldi. Ecco, una ok? traversa di via Garibaldi, ve lo Però diciamo. non ricordo bene Il nome della via. Va bene. Salutiamo tutta la Sicilia. Ci sarà che- la locandina che verrà pubblicata a breve, ragazzi, non vi preoccupate, tutte le varie info ci sono. Vai Anto. Dicevo, salutiamo tutta la Sicilia perché veramente sono arrivate da tutte le parti. Ciao Mary, sono Antonio il parrucchiere, salutami Gianni, mi fai una dedica bussando alla tua porta? E ancora, sera a tutti, Gianni sei unico, lo resterai per sempre nei nostri cuori, le tue canzoni mi riportano alla mia infanzia, ti seguo da anni, un abbraccio Patrizia, dimenticavo, volevo che tu mi dedicassi il cuore mio. Un bacio da Annalisa, una sua fans, bella siciliana voglio ascoltare. Buonasera da Enzo, saluto Gianni Celeste, puoi dedicare canto d'amore? Da dedicare a mio marito Barbagallo, ciao.
Barbagallo, sì. Poi grazie mille, siete unici. Buona serata da Rita da Paternò. Poi li leggo velocemente, vediamo che cosa. Ecco qui, saluti da Enzo, Agostino e Domenico che stiamo seguendo dall'ospedale. Oh, un bacio. Addirittura. Ciao Enzo, Agostino E Domenico. e Domenico. E ok. Domenico. Un saluto da Marsala, provincia di Trapani. Saluti a mio cognato Tommaso che si trova a Siracusa. Buona serata, idolo mio. Ok. Da Palermo, Angela voleva fare i complimenti e dice: sei il numero uno, sei vita. Continua sempre così, mi emozioni sempre con la tua voce, Gianni, potresti dedicarmi il suo stanco. Poi c'era una persona che si fa chiamare Sula, non so, c'era scritto lui capirà, sono Sula da... aspetta, adesso non mi ricordo da dove chiamava, comunque Sula, vabbè. Non saprei. Giusy da Noto fa un saluto e complimenti. Buonasera da Rosi da Palermo che voleva dedicare al suo ragazzo Stefano una canzone. Poi ancora Antonella, vediamo aspetta, scusami perché se mi dicono trovavo che questa abbiamo una Sula. telefonata, abbiamo degli auguri da fare ad Angela. Ok. Devo fare degli auguri ad Angela che Auguri sì, Angela. Ecco, un augurio ad Angela. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì. Ciao, pronto Mary? Sì. Come stai? Sono Anna, la mamma di Gabriele e Giuffrida. Anna, buonasera! Bene, tu come stai? Buonasera, Anna. Bene, ciao Gianni. Ciao Anna. Che Un bello! bacio da tutti noi e da Gabri. Ricambio. Gli mandiamo... Sei stato un grande, veramente. Grazie. Senti Mary, Dimmi tesoro. mi fai fare una dedica di Gianni? Sì? Un grande piacere e da parte anche per mio papà, va bene? Certo, per nonno Ok. Davide, va E bene! per tutti gli amici lontani da casa. Va bene. bene Anna, un bacio a te, a Gabri e Un a bacio a Salvo. tutti voi, un bacio a tua mamma, a tutti. Grazie, Ciao. ricambiamo. Ciao Anna, Ciao, una buona ciao. serata, Ciao. una buona serata anche a te. Allora, vediamo un pochino da Giusy da Noto, non so se l'ho nominata, buonasera da Rosi invece che da Palermo, e poi abbiamo Francesco Rao da Palermo che salutiamo e dice che lui è stato presente sempre in tutte le feste, in tutte le piazze di Palermo, insieme agli amici di Villa Abate. E poi scrive: sei la mia vita. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Sono Francesca. Ciao Francesca. Sì, saluto tutti, saluto anche Gianni Celeste e dire che è molto bravo. Grazie, ciao E Francesca. poi li volevo salutare al mio amore Angelo Costanza che è lontano da casa e gli volevo dedicare una bella canzone d'amore, anche che è andato già in onda, canto d'amore. Va bene, gliel'abbiamo dedicata anche Va per bene, lui. ok. Grazie Anna, un bacione. Ciao. Ragazzi, mi fate capire quanto tempo abbiamo, se dobbiamo salutare, dobbiamo Posso prendere qualche altra continuare a chiamata? leggere qualche altra Velocemente? messaggino oppure no? Va bene, ok, velocemente. Abbiamo addirittura un saluto da parte di uno dei nostri sponsor, la Nuova Vecchio, che Oh, salutiamo. la Nuova Vecchio! Ciao Nuova Vecchio! Buonasera! Buonasera. La Nuova Onoranze funebri Nuova Vecchio che porta porta anche bene, che porta ci anche porta bene. bene. Ciao, Anzi, una buona serata. se qualche volta ci vengono a trovare con qualche gadget, secondo me sarebbe anche carino il portachiavi tipico, mi piacerebbe. Un bacio alla Nuova Vecchio. Simpaticissimi sono, tra l'altro. Grande Gianni, sei unico, ti ascolto da piccola. Puoi dedicare una canzone a mio marito Coco Massimo, digli che lo amo da morire, da Desiree Sabister. Grazie ancora. Aspetta Antonella, pronto? Ok. Pronto? Pronto? Ma quanti siete? Pronto? Siamo due, siamo Anna e Cristina, battaglia. Ciao ragazzi. Bene. Ok, ciao. Ciao Gianni Celeste, complimenti. Grazie. Sei bravissimo. Ti ringrazio. Ragazze, Anna. Ci siete? Pronto, sì, scusa, no, c'era la bambina che piangeva. Volevo fare dei salutini. vai, veloce. Mio papà Giovanni Battaglia Sì? con un saluto da parte del genero Massimo Scuderi. Sì. Io, mamma. Ciao ragazze. Ok. Un bacione. Buonasera. Allora ragazzi, quanto tempo abbiamo? Io non so, cantiamo l'ultimo brano. Abbiamo 2 minuti e io volevo salutare Sì. tutti i radioascoltatori e i telespettatori Sì. con questo mio brano che è stato richiesto più volte, Sì, con una strofa e ritornello, sì. però premetto che stiamo improvvisando perché non era nella scaletta, però visto che ce l'hanno richiesto diverse volte, io con i ragazzi mi posso permettere il lusso Di farlo.
proporlo. di improvvisare. Perfetto, e poi dopo andiamo in chiusura. Ed io con questo saluti. brano No, saluto allora adesso. aspetta. Sì. E allora facciamo una cosa molto importante. Preparate la foto tipica di chiusura. Preparate la foto tipica di chiusura. Io prima di farlo chiudere voglio fare i dovuti ringraziamenti come sempre a Villa dei Sogni per averci ospitato, la ringrazio. Via Campo Sportivo 48, linea di Mister Bianco, sempre grazie. Ringrazio come sempre Antonella che è fantastica, che cura tutto quello che riguarda messaggi, telefonate, la regia e tutto il resto. Voglio ringraziare soprattutto voi che siete stati insieme a noi davanti la TV, davanti la radio. A breve vi daremo tutte le informazioni per quanto riguarda le repliche, vi daremo le varie informazioni anche per quanto riguarda il concerto di Gianni Celeste a Catania, giorno 15 nei pressi di via Garibaldi. Antonella, vieni qua così salutiamo insieme perché è giusto che saluti qui insieme a noi. Ok. Poi abbiamo ragazzi, posizione gruppo. Alzati da lì che ci dobbiamo fare la foto. Mettiti all'impiedos, con tanto di bacchettas. Con tanto di bacchetta, posizione foto, ragazzi, tutti in posizione Volevo foto. dire una cosa, è stata una serata veramente emozionante per tutti. Mi faccio la portavoce per tutti coloro i quali sono stati lì davanti al loro teleschermo con la radiolina accesa. Sono sicura che si sono emozionati tanto. È vero. Questo mi fa piacere, è quello che noi artisti vogliamo. Posizione foto, ragazzi, veloce veloce. Io voglio fare un ringraziamento, così adesso Gianni ti lascio. Voglio fare un altro ringraziamento ovviamente alla tua fantastica band, a tuo figlio Filippo. Ringrazio sempre Concetto e Luca. Un ringraziamento va speciale a te, grazie per aver inaugurato. Grazie, io ringrazio voi di Bella Radio, tutta la vostra famiglia che siete stupendi. Grazie per aver inaugurato questa nostra nuova situazione. Grazie a Gianni Celeste, vi diamo la buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Ci telefoniamo e se metto ogni mattina prima che fai scuola che gli affaticamo non posso bevo la mattina io per colazione o caffè come stai per sto mondo che io posso domandare perché sono geloso se ti scomposto tu ci viene mia famiglia perché nessuno rompe me dopo 40 la bella bella siciliana non mai morire perché se tu c'è caracana come piace a me fanno coppa ma non voglio giuro che non viene solo a me bella bella siciliana voglio solo a te e da chiesa danza a Dio ti voglio sposare e da questa vita mia ti voglio pure chiamare per restare sempre vicino a te non mi basta vedere né davamo stava con te bella bella siciliana non mi fai morire o suono mi sei tu Buonasera.